I casi si susseguono, dai 6 casi nel Veneziano ai 2 di Oderzo e gli ultimi 3 nel Vicentino, tutte persone sulla settantina. Sono 19 i casi, 9 donatori di sangue, quindi soggetti sani, sono 7 soggetti con sindrome neuroinvasiva e 4 soggetti con febbre. Nella nostra regione attualmente hanno una diffusione precisa. È diffusa in particolare nelle province di Venezia, di Treviso e recentemente anche Bassano, Vicenza, ma sembra siano casi di cosiddetta importazione, si trattava di soggetti che si erano recati al mare a Jesolo o a Caorle. Un virus che ha assunto la forma di epidemia, ma se di allarmi si deve parlare bisogna ricordare che comunque si tratta fondamentalmente di un virus che colpisce gli esseri umani ma non è contagioso, non si trasmette cioè da uomo a uomo, ma il vettore, chi lo passa, è invece la puntura di zanzara. Maggiormente colpiti sono gli anziani, gli immunodepressi e se a volte è anche asintomatico c'è una possibilità bassa di mortalità. Nell'1% dei casi c'è una manifestazione che può essere, questa sì, pericolosa, nell'1% però, che è una forma neuroinvasiva, una meningoencefalite, che può complicarsi anche nel 10% con una mortalità. Altra particolarità di quest'anno è che il virus è comparso in anticipo, il suo periodo di comparsa negli anni precedenti era tra agosto e settembre, mentre quest'anno già a luglio veniva segnalata la sua presenza. Probabilmente il lungo, grande periodo di caldo ha consentito una maggiore proliferazione di zanzare. Semplici ed efficaci consigli per tutelarsi dalla febbre del Nilo, oltre a procedere ad abbattere le colonie di zanzare, servono pochi accorgimenti. Evitare il contatto con le zanzare, che questo contatto è più possibile, più probabile alla mattina e alla sera, quindi all'alba e al tramonto, vestire pantaloni lunghi, maniche lunghe, uso di repellenti,